Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo passaggio fondamentale in un contesto complesso dove le risposte possono a volte tardare per mancanza di risorse. Il Veneto sceglie di intervenire con decisione e concretezza. Mettiamo a disposizione nel bilancio attuale ulteriori 168 milioni di euro per affrontare temi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei veneti. Con queste parole, l'assessore al bilancio e alla programmazione regionale Francesco Calzavara ha commentato l'approvazione dell'assestamento di bilancio 2025 in Consiglio regionale. Dalla sicurezza del territorio al sostegno sociale, passando per cultura e impiantistica sportiva. Un provvedimento da 168 milioni di euro, di cui 128 coperti con nuovo debito e 40 milioni di nuova spesa immediatamente disponibile. Un bilancio comunque che ci vede sempre, diciamo, a fare dei sacrifici importanti, ma anche avere le idee chiare su ciò che vogliamo lasciare alla fine di questo mandato. Insomma, per quanto mi riguarda, soprattutto sulle mie diciamo, competenze tematiche, l'agricoltura, il turismo, le cose che abbiamo chiesto, insomma, compatibilmente con le risorse a disposizione sono state accettate e quindi insomma, credo di poter dare delle risposte sia in ambito agricolo che in ambito turistico. Penso di poter dire che è una chiusura di legislatura positiva. Come al solito il presidente Zaia non si è fatto vedere, era in giro a inaugurare, fare feste eccetera. Noi invece fino all'ultimo giorno di questa legislatura intendiamo impegnarci per provare ad offrire un'idea di società veneta diversa da quella che abbiamo vissuto in questi 5, 10, 15 anni e lo vogliamo fare con proposte concrete attraverso emendamenti alle manovre di bilancio come quelle che abbiamo presentato in questi lunghi giorni di sessione. Come sempre abbiamo visto una sinistra che ha tentato di attaccarci dicendo che nella nostra regione non funziona niente. Noi sappiamo che in questa regione, grazie al Presidente Zaia, abbiamo lavorato tanto per portare a casa risultati che sono sotto gli occhi di tutti, dei veneti, e continueremo a farlo anche in vista delle prossime regionali dove siamo sicuri ci sarà una continuità con quella che è stata un'amministrazione che ha fatto grande il Veneto. Sono state fatte tante promesse ma poi di mantenute di fatto quasi nessuna. Parliamo ad esempio della riforma delle IPAB, ma parliamo anche degli aiuti alle imprese che non ci sono stati, anzi sono state bersagliate dall'IRAP. Ci aspettavamo una manovra diversa, chiaramente io ho fatto degli emendamenti, alcuni a favore anche del territorio, ad esempio per il contrasto al granchio blu, che è una specie infestante che ha causato grandissimi problemi alla nostra marineria.